Sono veramente dei professionisti. Allora, ho il piacere di presentarvi una grande preside, veramente una persona meravigliosa. Sono anni e anni che collaboriamo insieme, abbiamo fatto delle cose molto interessanti, ve la voglio presentare. Allora, io sono Maddalena Carlini, sono la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Sestri Est di Sestri Ponente. È una scuola che secondo i connotati istituzionali è a forte processo immigratorio, perché noi orgogliosamente abbiamo tra i nostri bambini moltissimi bambini e ragazzi provenienti da altri paesi. Come ho detto nell'intervista poco fa, potrebbe sembrare difficile se non contraddittorio esaltare la genovesità con un'utenza, con un paesaggio così variegato di alunni. In realtà non è difficile, è complesso. Intendendo con complesso però proprio l'accezione etimologica, l'accezione antica di complexus, cioè intreccio, abbraccio, tessuto insieme, ed è così. E infatti i ragazzi si sono abbracciati tra di loro, idealmente, e hanno abbracciato Genova. Grazie alla regia di una travolgente poetessa campestre, grazie alle loro instancabili maestre, hanno allestito una mostra di disegni su Genova sul campo, quindi prima l'hanno visitata, gli scorci, i paesaggi per loro più rappresentativi, e poi questi scorci, questi paesaggi sono diventati una mostra che è approdata anche in comune. C'è una scuola prima del Covid, lo sappiamo, c'è una scuola dopo il Covid. Tra una scuola e l'altra non è stato semplicissimo ricostruire l'allestimento della mostra, perché come potete immaginare le misure restrittive hanno impedito che potesse proseguire, e infatti siamo riusciti a recuperare delle foto che abbiamo posizionato, di cui forse la più rappresentativa è costruita con quei materiali poveri ma tanto preziosi, che fanno parte anche di un percorso di educazione civica sulla sostenibilità. I ragazzi quindi hanno omaggiato Genova e continueranno a farlo con il linguaggio dei colori, che a volte arriva là dove non arrivano le parole, come le loro emozioni, perché educazione interculturale si ha quando davvero le culture si parlano, ma per parlarsi devono riconoscersi, cioè essere valorizzate, in modo che davvero si possa costruire una città solidale, una città equa, una città sostenibile. E noi continueremo con questo obiettivo. Voglio leggervi brevemente l'impegno formale che i nostri ragazzi si sono presi con la cera lacca, protocollato, quindi è un impegno assolutamente importante. Allora, abbiamo scoperto alla luce della lanterna
che molti personaggi famosi hanno visitato e amato la nostra città, hanno scritto e cantato di lei, da Petrarca a De André, da Shelley a Renzo Piano, e ci hanno lasciato parole e opere di vero amore. Così abbiamo deciso di prendere l'impegno solenne, riportato sulla pergamena applicata in modo al cartellone. Tanti hanno amato la nostra città, noi, che siamo il suo futuro, ci impegniamo a rispettarli, ad averne cura e a renderla, se possibile, ancora più bella. Grazie a tutti. Una giornata importante, forse magari abbiamo usato questo termine in più di un'occasione, ma non lo usiamo sicuramente a sproposito, ma con i giovani, giovanissimi al centro. Chi si muove appunto nell'ambito educativo come lei, come voi, hanno delle responsabilità ma anche delle soddisfazioni che arrivano a una giornata come questa. Sì, noi siamo una scuola, siamo una comunità educante e l'istituto viene connotato a forte processo migratorio perché abbiamo con orgoglio una significativa componente multiculturale. Potrebbe sembrare difficile approfondire la genovesità, la cultura genovese in un contesto così colorato. In realtà non è difficile, è complesso, intendendo complesso, questo aggettivo nel senso proprio etimologico di complexus, cioè di intreccio, di abbraccio, perché è proprio così. I nostri bambini hanno imparato ad abbracciarsi tra di loro e ad abbracciare Genova, di cui si sono innamorati, al punto di voler omaggiarla con una mostra di disegni sotto la regia dell'instancabile e travolgente poetessa Campello e delle loro meravigliose maestre, e hanno preparato questa mostra che è un omaggio alla loro città, sia i bambini che ci sono nati, sia i bambini che vi sono arrivati. Abbiamo il Museo Galato, che è anche un museo della migrazione, dell'immigrazione, ma soprattutto della nostra, insomma, di storie importanti, di storie raccontate, quindi insomma anche questo approccio che voi avete voluto dare a questa giornata assume un valore ancora più significativo e importante. Sì, per me essere qui significa il coronamento di un percorso, ma non è il traguardo finale, perché torneremo a lavorare su questo tema. Perché ci sia intercultura è necessario conoscere le culture e riconoscerle nel dialogo, e quindi a partire dallo sfondo meraviglioso della città in cui proiettano la loro personale in vista della costruzione di un progetto di vita, è importante che questi bambini conoscano la loro città. Abbiamo il piacere di avere il rettore Rizzi, così ci parlerà un momento delle Immacolatine. Io cedo la parola. Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare Anna Maria e l'Entel per essermi stato invitato, e porto i saluti della madre generale, la nostra madre generale, che è Madre Cecilia, che è un'argentina. Voi sapete che le Immacolatine nascono a Genova dalla figura di Don Agostino Roscelli, Sant'Agostino Roscelli, però sono diffuse in tutto il mondo. Abbiamo i 3 poli genovesi che fanno circa 996 studenti e 70 docenti circa, ma abbiamo scuole in Canada, scuole in Argentina e scuole in Cile. Non è un caso del rapporto tra Genova, l'Argentina e il Cile, non è il caso. Allora, ma noi stiamo lavorando molto sulla sfida educativa, ci stiamo accorgendo che c'è un cambiamento d'epoca, un orario completamente diverso. Quando sento un genitore che dice ai miei tempi, finiamola di parlare ai miei tempi, lo scenario non è più quello di prima, finiamola. Io lo dico sempre ai genitori: guarda, si fermi quando fai quello, ma ai miei tempi era diverso, l'adolescenza è tutto un'altra cosa. Siamo di fronte a una situazione molto complessa e abbiamo messo al centro queste 2 parole: educare insegnando. Educare insegnando. Cosa significa questo concretamente? Significa che io, cioè il docente, sta lavorando per toccare
toccare il cuore del ragazzo attraverso la disciplina, attraverso la matematica, attraverso la letteratura, attraverso la poesia, attraverso la tecnologia, questo dall'infanzia fino al liceo, perché ci siamo accorti che se no la scuola è una ripetizione noiosa senza un perché. E quindi avremo anche dei bravissimi ragazzi con 100, ma non hanno il significato, dare le ragioni per cui si fanno le cose, il senso di cui si fanno le cose. Prima si parlava di un patrimonio, no? E il grosso patrimonio è non solo quello del ragazzo, ma quello di trovare delle figure autorevoli che possono dare un senso e un significato alla loro vita. E loro inconsciamente non lo diranno mai, ma cercano questo. Abbiamo qua una platea di genitori, di nonni, cercano questo, non lo diranno mai, ma vogliono, e se trovano qualcuno, non dei discorsi, qualcuno, non dei discorsi, allora si muovono. E allora cosa stiamo lavorando noi? Stiamo lavorando da trasformare la figura del docente nella figura del maestro, del magister, del maestro. Chi era il maestro? Tutti noi abbiamo incontrato dei maestri, ma non quello di scuola elementare, i maestri. E sono stati quelli i punti decisivi della nostra vita, attraverso l'incontro. Pensate alla vostra vita. È stato questo un punto decisivo. Avere dei docenti che si trasformano in maestri, cioè in educatori. Perché siamo arrivati alla convinzione sempre di più con il nostro corpo docente, con i ragazzi che abbiamo su Genova, che i ragazzi non si muovono attraverso dei discorsi, ma si muovono attraverso delle presenze. Perché il sapere, ci siamo accorti che il sapere si trasmette per fascino, per attrazione, non imbuto, ripetizione monotona. Non funziona più. Questo ci siamo accorti. Allora stiamo cambiando la nostra formazione. Questo è il nostro desiderio che noi vogliamo fare con i ragazzi sia della realtà genovese, ma anche con tutto il polo internazionale con cui abbiamo a che fare, con i canadesi, gli argentini, i cileni, ma su questo aspetto. E chiedo anche a tutti voi, in qualsiasi ruolo, età, siete tutti educatori, abbiamo tutti questa responsabilità. Non delegate alla scuola le cose. Siete in campo con i vostri nipoti, con i vostri figli, in ogni momento. Cioè Don Agostino diceva, il fondatore delle scuole delle Immacolatine, a incontrare lui dove egli è, non dove tu proietti che vuoi che sia, non dove tu proietti, perché noi inconsciamente proiettiamo sui nostri nipoti e sui nostri figli le nostre esigenze e le nostre desideri. Allora ecco, le scuole delle Immacolatine a Genova hanno questo compito, si stanno dando questo compito: educare il ragazzo attraverso lo studio serio, duro, delle discipline, ma affascinando e non per ripetizione. Solo così il ragazzo si muove e la scuola diventa un luogo affascinante e vero. Grazie a voi. Immacolatine protagonisti nel cuore di Genova, nella memoria storica, ma protagonisti anche con un processo educativo avanzatissimo che voi avete portato anche qua oggi al Galata in questo contesto. Sì, la sfida educativa è importante in un cambiamento d'epoca ed è quella di educare insegnando, cioè di attraverso la didattica, attraverso le discipline, toccare il cuore del ragazzo, perché abbiamo compreso che solo così, affascinando, il sapere può essere trasmesso, e quindi non più docenti che chiedono la ripetizione della lezione o la ripetizione dei saperi. Questa è una cosa che rende la scuola noiosissima, è un peso al collo, ma è quella invece di trovare dei docenti che diventano
educatori, cioè delle presenze autorevoli, per cui il ragazzo dice: mi piacerebbe risentire quella lezione, mi piacerebbe rivedere quella faccia di quel prof. Allora in quel momento c'è stato proprio il momento educativo per eccellenza, dove il sapere non è qualcosa astratto ma tocca la vita dello studente. E tocca anche il rapporto dei giovani con la loro città, perché poi insomma è stato anche questo uno dei temi di questo appuntamento, no? Genova, con le sue luci, con le sue ombre, ma che però insomma suscita sempre amore. Genova è una città che ha una sfida unica, perché è una città dell'incontro di diverse tradizioni, di diverse situazioni. Le Immacolatine sono presenti nella città con i suoi 3 poli scolastici, nelle diverse zone della città, ma soprattutto quello che è affascinante di questa città è quello di saper tenere insieme le diverse situazioni, i diversi contesti, un territorio complesso ma nello stesso tempo che aiuta all'incontro con l'altro, perché poi le persone cambiano attraverso gli incontri, non attraverso i discorsi. In questo contesto importantissimo, dove ci sono i giovani ma ci sono anche tanti valori educativi, il Don Orione non poteva assolutamente mancare. Avete voluto testimoniare la vostra presenza oggi? Sì, vogliamo testimoniarla anche perché noi abbiamo bimbi di 0 giorni, 6 anni che vengono tolti alle famiglie dove i giudici giudicano che non possono stare più in quel contesto. Noi abbiamo avuto un grossissimo aiuto dall'Anna Maria Campello, abbiamo cercato di portare avanti, perché noi riceviamo solo 8 bimbi perché non abbiamo una struttura sufficiente. Stiamo allargando la struttura e cerchiamo di portarla avanti con l'aiuto dei genovesi in tutte le loro manifestazioni, e siamo qui a dire grazie soprattutto a questi enti che danno una mano a noi per portare avanti dei bambini più sfortunati. Adesso l'onore di avere l'ambasciatore del mondo Angelo Martinengo. È geniale, siamo nel Museo del Mare e lui ci parlerà di mare e logicamente di containers. Adesso vedrete una cosa molto importante, ve ne parlerà lui. Buonasera a tutti. Tra terra e mare c'è anche una flotta di 40 milioni di container che circolano per il mondo. Ringrazio la collega e poetessa Anna Maria Campello, ambasciatrice di Genova nel mondo, per il gradito invito. Attualmente circolano 40 milioni di container nel mondo e, come 50 anni fa, riportano ancora fissa sulle pareti esterne la decalcomania con la sola scritta che identifica la proprietà. La mancata pubblicità sulle pareti esterne dei container vanifica grossi redditi per i proprietari e crea grosse perdite economiche per l'industria, con un minimo di 200 milioni di euro al giorno e 73 miliardi di euro all'anno. Consapevole di economica mondiale, dopo anni di ricerca e con l'avvento delle nuove tecnologie, ho voluto inserire al container un valore aggiunto che offre ottime prospettive di impiego all'industria, ai giovani e alle classi future. Attualmente sono in attesa di creare con il giovane brillante pubblicitario Lorenzo Zeppa e altri giovani il primo prototipo di ISO Smart Container, che presento con un breve video un salto nel futuro con il container pubblicitario del progetto pilota di Mia Paternità Intellettuale
della costituenda nuova startup Evidence, che è lo spin-off di CAB, Container Advertising Board. La nuova unità ISO Smart Container di Evidence, oltre a rendersi sostenibile e autoenergetica, fotovoltaica e pubblicitaria mobile e fissa, produce energia pulita e genera big data per l'analisi dei flussi di merci mondiali. Messaggi e video digitali affissi a piacimento verranno pubblicizzati strategicamente nel mondo via internet da Genova sulle 2 grandi pareti laterali di container da 40 piedi di 12 metri della nuova flotta. Evidence mira ad attirare più investors, a creare più servizi per associati e ad offrire in generale più importanti supporti a player elettrici e ai vari pubblici per migliorare l'immagine nel mondo di Genova, della Liguria e del Made in Italy con i suoi servizi e prodotti autoctoni. Buona visione e buon vento a tutti, grazie. Il video può andare. Le rivoluzioni sono processi lunghi e complessi, ma sono sempre innescate da piccoli ma significativi cambiamenti. Il mondo di oggi evolve, muta e si trasforma con una velocità mai vista in precedenza. Il cambiamento può essere rischio od opportunità, instabilità o ricerca di nuovi assetti. Evidence è cambiamento, Evidence è rivoluzione, Evidence è il primo passo per innovare il mondo della logistica e dell'advertising proponendo lo Smart Container ISO. Dall'intuizione di Angelo Martinengo e Giorgio Perrino, che da decenni proponevano di utilizzare i container come vettori pubblicitari, si è arrivati, grazie all'apporto di Lorenzo Zeppa, alla nuova proposta dello Smart Container ISO. L'intuizione è quella di trasformare la struttura del container marittimo tradizionale mantenendo gli standard ISO. Le grandi pareti laterali saranno riviste e implementate con sottilissimi schermi OLED, portati da un pannello trasparente antisfondamento trattato con del gel di silicio amorfo, per rendere la superficie fotovoltaica. Il nuovo Smart Container potrà viaggiare per il mondo e riprodurre messaggi pubblicitari digitali, offrendo una visibilità unica e un nuovo strumento di promozione per i clienti inserzionisti. La nostra piattaforma Evidence Display offrirà ai clienti la possibilità di acquistare visibilità con la stessa facilità di accesso di Facebook, mostrando le inserzioni in luoghi non convenzionali con modalità mai realizzate in precedenza. Ma il modulo che abbiamo progettato non è solo questo. L'autonomia energetica che abbiamo creato ci dà la possibilità di inserire una nuova tecnologia nel container attraverso il GPS, con sensori di temperatura e umidità, microcamere per il controllo del carico e degli esterni, oltre alla possibilità di sigillare le porte con una serratura elettronica, in grado di aprirsi manualmente solo con il codice segreto o da remoto, così da minimizzare furti e manomissioni. Ma quanto vale il mercato dei container? Sono oltre 40 milioni i moduli Teo in circolazione nel mondo e spostano ogni giorno il 97% della merce che acquistiamo. Via mare o via terra, da che sono stati inventati hanno preso il sopravvento del mercato grazie alla semplice introduzione della loro misura standard. Oggi questo standard viene rivisto da Evidence, che lo evolve e lo porta nel futuro. Evidence produce i nuovi container Smart ISO e aggiornerà i vecchi installando la tecnologia brevettata. Evidence noleggia gli Smart Container ISO e lo fa rivoluzionare il mercato. Propone infatti una inedita forma di contratto. Finché il container è in viaggio, il costo di noleggio per l'armatore è pari a 0. Evidence Display è la piattaforma digitale online che vende e gestisce gli spazi pubblicitari, consentendo agli inserzionisti di costruire e controllare le proprie campagne pubblicitarie nel mondo. Il software controlla da remoto gli schermi e ne comanda le impressioni in base agli ordinativi pubblicitari. Evidence inoltre propone l'assicurazione specializzata per proteggere gli Smart Container ISO, così da tutelare al meglio il cliente nell'affitto e nella copertura di eventuali danni. Infine, Evidence Analysis è il software specializzato nell'analisi dei dati raccolti dai container in giro per il mondo, che registra ogni evoluzione nella blockchain.
Queste informazioni saranno rese disponibili per i clienti che potranno così monitorare in tempo reale le proprie spedizioni e conoscere al meglio i propri flussi per poter compiere le migliori scelte per il proprio business. I dati in nostro possesso sono davvero incoraggianti e prevedono una progressione di fatturato davvero significativa, per non parlare delle possibili evoluzioni che Evidence promette. La tecnologia che abbiamo sviluppato potrà essere impiegata per i manifesti pubblicitari analogici in giro per il mondo, trasformandoli in digitale. I servizi assicurativi potranno assicurare non solo gli smart container ISO, ma anche la merce trasportata e le navi. La nostra tecnologia potrà interagire con i mezzi di movimentazione di container in banchina, totalmente robotizzati ed autonomi, oltre a fornire le basi per lo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale per prevedere il migliore carico di una nave o la disposizione dei container in banchina, per massimizzare la velocità di spostamento delle unità. Infine, le numerose informazioni conservate nella blockchain di Analysis saranno uno degli strumenti importantissimi per gli analisti finanziari e trader, che dai dati di flussi di merci potranno trarre previsioni sui future e sulle materie prime. Ma il futuro sarà sempre più smart e green. Il nostro container smart produce più energia di quella che consuma e le batterie interne consentono uno stoccaggio energetico per poter funzionare anche di notte, senza compromettere la capacità di carico. Quando i container sono in navigazione o fermi in un polo logistico, gli scarmi non sono attivi, ma viene ugualmente prodotta energia. Un smart container ISO può generare circa 2 kWh, potendo così facilmente disporre di una piccola centrale fotovoltaica, che in futuro potrà rivendere energia alla nave, alla banchina o alla rete pubblica, massimizzando i guadagni e generando ulteriore valore aggiunto salvando l'ambiente. Evidence. Logistic and ADV run together. Dove non ce l'ha l'età